Trova ancora ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita l'operaio di 58 anni, residente a Curtarolo, in provincia di Padova, caduto da un'altezza di 4 metri mentre stava rimuovendo la copertura di un tetto di un'abitazione a Pozzuolo del Friuli. L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio finendo a terra riportando politraumi. Soccorso dai colleghi in attesa dell'arrivo dei sanitari. Il personale infermieristico, constatata la gravità del suo stato di salute, ha allertato l'elicottero del 118, che in pochi minuti si è alzato in volo dalla vicina base di Campo Formido per raggiungere il punto dove si è verificato l'infortunio. Dopo averlo stabilizzato è stato caricato sul velivolo e trasferito all'ospedale di Udine. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il personale del Dipartimento Prevenzione Infortuni dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e i carabinieri della stazione di Mortagliano per quanto di competenza. Dalle prime informazioni sembra che il ferito e gli altri 2 operai presenti in cantiere stessero lavorando in nero. Sono in corso approfondimenti sulla loro posizione.